Il provvedimento che mira, diciamo, a sistemare quella che è un'evidente, insomma, problematicità di questa riforma arriverà quanto prima. È questione di giorni, quindi il A termine giorni. dei 2 mesi, il termine dei 2 mesi che ci eravamo dati per un primo intervento sarà ovviamente molto più breve. Questo perché? Perché abbiamo visto e capito dove, diciamo così, dobbiamo intervenire. E attenzione, facciamo anche chiarezza. L'intervento di sistemazione avviene in relazione al cosiddetto decreto delegato. Quello che era stato fatto dal precedente governo Draghi, stiamo parlando di fine agosto dell'anno scorso, Sì. e che aveva recepito le indicazioni della cosiddetta legge delega in termini di diciamo, riforma del penale che abbiamo fatto in Parlamento. Quel decreto è entrato in vigore da pochi giorni, diciamo così, recepito nell'indirizzo generale di quelli che dovevano essere gli obiettivi del PNRR una serie di iniziative. E in particolare abbiamo visto che quella iniziativa legislativa volta a diciamo, intervenire sul tema della procedibilità d'ufficio piuttosto che a querela è un tema che va rimesso in ordine.